Buonasera a tutti, un bentornati al Minuto Politico, un bentornato speciale va al mio ospite di consuetudine, l'assessore Ciano Contin, leader del movimento politico Molto Buio Femociaro. Bentornato assessore. Ciao Gaetano, ciao a tutti gli ospiti in studio e senz'altro a tutti i voti che ci seguono da casa. Sì, va bene, grazie assessore. Beh, com'è passato l'estate? Disastro, malissimo. Cosa è successo? Abbiamo un sputiferio di problemi nel nostro comune, no ultimo quello dell'inquinamento. Ah, caspita, un problema grave. Come l'avete risolto? Avete cercato di risolverlo? Risolto. E se venivo a fare che rilevazione, sai, qui che fai studi, centro studi. Sì, certo. Che ha macchinetta, qui 3 scuglierini che... Scuglierini, se avevo capito, c'è un rilevatore di inquinamento, tre certo. scuglierini. I dati dicono che siamo proprio oltre le soglie, male, tipo male. 300% da sopra le soglie di rispettabilità dell'inquinamento. Non c'è nulla da ridere, se mi permette. No, infatti, allora siamo stati costretti a sfalsare i dati, perché... No! Sì, senz'altro. Noi ci teniamo alla salute dei nostri cittadini. Ma cosa sta dicendo? Ma appunto perché ci tenete non dovete falsare i dati Qual è sull'inquinamento. la cosa peggiore per un cittadino? Avere quando vai nel tuo comune, avere un attacco di panico. Questa è la cosa peggiore che può capitare a un cittadino. Questa è la cosa peggiore per un cittadino, per cui lei, per preservare un attacco di panico, falsa i dati sull'inquinamento. C'è un 300% in più, chi che tornava a casa a sera volentieri, la gente non andava neanche più fuori da casa. Allora noi abbiamo pensato di sfalsare i dati affinché i cittadini potessero rimanere più sereni e tranquilli nelle loro abitazioni. Sì, credo che sia più un'iniziativa lodevole. No, non lo è assolutamente, assessore. Lo è assolutamente. Scusi, dovete risolvere il problema dell'inquinamento, semmai. Te hai ragione, se noi te dà multe gaga, coraggio darti a multe. Quei scuglierini. Smetta questa cosa dei scuglierini. E te dà multa, è negato che intervenire con Ecco, meno male. Come siete intervenuti allora per risolvere questo problema sull'inquinamento? Senz'altro. 2 iniziative abbiamo proposto ai nostri cittadini. Targhe alterne intelligenti. Interessante, uno classico, no? No, la nostra è un po' più innovativa. Targhe alterne intelligenti. Come funziona? Un giorno corre con i intelligenti, un giorno corre con i mona. Se potrei organizzarsi. Immagino già che il giorno in cui corre lei. Però... Senz'altro. Ma in realtà è stata difficile come iniziativa da spiegare ai cittadini, perché uno non è che dice io sono mona, uno si ritiene intelligente. Certo, I carabinieri. Perché è una valutazione personale. Gli ferma a macchina e dice mettiamo la multa, guarda o ben, cosa dite? Che siete intelligenti? Pertanto abbiamo dovuto tornare come tanti comuni, targhe pari, targhe dispari. Ok, quello classico, però ci sta. L'altra iniziativa è il bike sharing. Chi? Bike sharing. Il bike sharing. Senz'altro. Interessante, molto interessante, no? Vogliamo spiegarlo a casa come funziona? I cittadini non vanno altro via in macchina perché il comune gli dà le biciclette. Sì, bello. Il problema è che non abbiamo biciclette, non abbiamo neanche a fondi. Allora abbiamo coinvolto i cittadini. Abbiamo detto, guardate, fate caso se avete dei garagli vecchi, nei baracche, nei ponari, biciclette da sistemare. Perché Renzo de Proloco, lui... sempre lui. Ha il gasto grande dono di aggiustare le biciclette. Che bravo. E allora gli abbiamo portate più o meno una 70, lui le ha aggiustate, soprattutto grazielle. Sai, quei vecchi. Le grazielle, io me le ricordo, ce l'avevo anch'io da piccolo. Quello snodo. Lo snodo centrale, che poi noi facciamo una cosa che non si dovrebbe fare, si correva togliendo il blocco dello snodo, per cui era tutto quanto strano, era molto pericoloso. Molto pericoloso. Però infatti Angelina, un'anziana del paese che ha 98 anni, e non per divertirsi, ma perché non riusciva a fissare bene il coso, e ha fatto una schincana, poveretta, che ha sbattuto la testa e si è morta. No! È morta già. No, ma mi dispiace tantissimo. Ti dispiace? Via al funerale. Vengo al funerale. Dovevamo farlo lunedì, ma mi tocca farlo martedì. Perché? Perché il carro funebre che la targa dispari e ora che dobbiamo farlo Ma per piacere. Allora un caro saluto a tutti voi a casa e bentornati. Siamo davvero felici di avere nuovamente l'assessore Ciano Contin. Senz'altro. Adesso vatti a spiegare a Angelina che abbiamo fatto tutta questa roba per la salute dei cittadini e è morta poveretta. Va a spiegare. È morta poveretta, va a spiegare. No, non deve altro spiegare. No. Credo proprio non sia più necessario. Senz'altro.